Il Collio, la Brda, qua il confine fisico è quanto mai impalpabile. Le morbide colline si adagiano, sinuose e accoglienti, sul limite orientale della pianura friulana, con le loro abbondanti coltivazioni di vite che disegnano texture e merletti a perdita d'occhio, ti invitano a scoprirle, ad assaggiarle, ad inventare ogni volta nuovi percorsi. Amo viaggiare camminando ultimamente, negli ultimi anni ho scoperto questo modo qua, in maniera lenta, in maniera leggera, nel senso che quando poi ti trovi a camminare così in mezzo alla natura, a fare anche cammini più lunghi, ne ho fatti diversi, e Santiago, la via Francigena, impari a veramente portare solo quello che serve e questa è un po' metafora, no? Mi è piaciuta molto, quindi l'ho portata con me anche nelle camminate quotidiane che faccio qua, che faccio verso le montagne che poi si vedono, che faccio vicino a casa in Carso. Io sono Eleonora, psicologa, psicoterapeuta, educatrice, amo viaggiare e cammino. È tutto qua, è tutto vicino, questo è un posto libero, là c'è la Slovenia, no? A un'ora e mezza di auto c'è l'Austria e questo è un motivo per cui personalmente amo vivere qua, per la commistione, questo melting pot culturale e con un senso di libertà per noi, no? Che abbiamo comunque, che possiamo farlo, di spostarsi da una parte all'altra senza vedere la differenza, perché sì, queste colline qua non sono così diverse, no? Rispetto a quelle dove siamo adesso. Ho studiato un po', no? La parte psicologica, visto che fa anche parte della mia professione e ho trovato proprio tanti studi che parlano del beneficio di stare in mezzo alla natura, di muoversi, di camminare. Il miglioramento del tono dell'umore innanzitutto e quindi proprio è un'attività preventiva rispetto al disturbo depressivo e al disturbo di ansia e stanno facendo sempre più studi, no? Che sono stati pubblicati già diversi rispetto a questa correlazione. Concentrare l'attenzione all'interno di un luogo così meraviglioso, no? Ad esempio come può essere questo qua, distoglie l'attenzione dai pensieri, dalle preoccupazioni, ci si concentra su qualcos'altro. Nel momento in cui ti immergi nella natura proprio è molto più facile dirigere l'attenzione altrove e quindi cominciare a riflettere in maniera più propositiva, più positiva, no? Rispetto alla soluzione dei propri problemi. Siamo su queste bellissime colline del Collio. Questa è proprio la zona della ribolla gialla, che è il nostro vitigno autoctono. Qui dietro le spalle abbiamo il confine che divide la nostra regione, il Friuli, dalla Slovenia. Infatti il Collio e la Brda in realtà sono divise da un confine politico, ma a livello naturalistico siamo in un'unica zona. Vengono fuori vini molto freschi ma anche molto ricchi, sono vini facili da bere, vini che creano compagnia, vini che
che uniscono le persone. È un vitigno che si sta finalmente riscoprendo e valorizzando e penso che sarà la bandiera nei prossimi anni della nostra regione. Sono Adriano, sommelier di passione e cammino. Qui da noi riescono bene tutti i vini che i nostri produttori decidono di produrre, dai vini internazionali ai vini autoctoni, appunto la ribolla, il nostro friulano, i rossi, penso al pignolo, lo schioppettino, il tazzellenghe che ormai lo producono in pochissimi. La forza di questo territorio è appunto questo terreno, questa ponga, un'argilla che appunto dà una struttura e una complessità ai nostri vini che sono difficili da trovare negli altri territori. Camminando, bighellonando senza meta, seguendo solamente il saliscendi dei filari, ci si imbatte in antichi casolari, a volte abbandonati, più spesso restaurati, che erano dimore contadine, borghesi o nobiliari, e che quasi sempre sono cantine d'eccellenza oppure osterie genuine. Buongiorno e benvenuti a Doligna del Coglio. Buongiorno. Qua il territorio è conosciuto principalmente perché è una comunità delle 7 chiese, quindi ogni frazione c'è una sua chiesetta come la vedete alle vostre spalle. In questo caso ci troviamo di fronte alla chiesa di San Giacomo che faceva parte della proprietà di Zorutti e poi ci sono le altre 6 che sono disposte nelle varie frazioni, come dicevo, e anche nel capoluogo che è Doligna del Coglio. Qui abbiamo la casa natale del poeta Zorutti che nel 1792 aprì gli occhi, come disse lui, al suo Friuli. È un poeta che ha scritto esclusivamente in lingua friulana, le sue opere più importanti sono gli Strolic e come poesia la Plovisine. Ora vi invito a scendere nelle cantine dell'azienda per fare un brindisi di benvenuto. Prego. La seguiamo, grazie. Plovisine minudine liserine, tu vensiu così cidine, cence tons e cence lamps, e tu das di bevi ai chiamps. Plovisine fine fine liserine, bagne un freghenin, l'ort dal puer contadin, cence te nol mene nuie, bagne che la tuie, bagne che il radric, fin cumò tignuta stic, bagne l'ort dal puer romp, bagne il chiamp dal galantomp. Per il brindisi vi faccio assaggiare un vitigno autoctono che è il friulano, un vitigno che è molto diffuso in questo territorio, assieme chiaramente agli altri autoctoni come la ribolla gialla e anche la malvasia. Il comune di Doligna è evocato per il vino per 2 motivi principalmente. Uno perché abbiamo la Ponca, che è il terreno che si trova sotto i nostri piedi, che è ricco di sali minerali, terreno argilloso ma è una roccia che poi diventa friabile. E poi soprattutto abbiamo la fascia pedemontana con le montagne, che in queste zone durante la notte c'è una bellissima escursione termica che su certi vini aromatici tipo il Sauvignon aiuta molto.
Le vigne diciamo, hanno un'età media intorno ai 15 anni, vengono esposte un po' a tutte le altezze della collina in modo da avere magari una maturazione sull'alta collina un po' più accentuata rispetto a quella che può essere un fondovalle, però in fondovalle ho il recupero di aromi certo. che magari in alta collina... E poi assembli tutto insieme. E poi chiaramente vengono assemblati tutti insieme. Vi ho fatto degustare il friulano, adesso passerei su un altro autoctono che è la ribolla gialla. È quello che stavamo guardando prima. Probabilmente sì, perché poi io comunque vi ho conosciuto strada facendo, quindi le vigne principalmente qui attorno sono di vitigni autoctoni. È un vino che ha le sue caratteristiche, principalmente ha gli acini molto grandi, quindi è ricca di succo. Quindi è una vendemmia molto tardiva per cercare di concentrare tutto quello che è la sua parte saliente, quella che poi darà il vino. È anche vero che una vendemmia fatta precoce ci può portare anche a una lavorazione diversa, che è quella della spumantizzazione. Questa ribolla ha sempre vissuto su questo territorio, di conseguenza è un vino che bisogna valorizzare e spingere soprattutto, perché dobbiamo cercare di difendere il territorio sia con i vitigni autoctoni ma anche e soprattutto con quello che ci sta tutto intorno. Le sue caratteristiche principalmente richiamano molto i fiori freschi. Esatto, fiori freschi. Mi si sentono subito al naso, fiori freschi, anche frutta fresca, croccante. E quella che è la sua caratteristica principale è questa acidità che ne dà anche longevità al vino stesso. Grazie mille, grazie. Grazie dell'ospitalità. Grazie a voi della visita. È stata una bella scoperta. Sì, un posto meraviglioso. Grazie. Bello. Io spero chiaramente di rivedervi sul territorio. Le uniche indicazioni che posso darvi è chiaramente una volta usciti di qua o che andiate verso nord, verso sud, verso est o verso ovest, il panorama parla da solo e potete vedere solo che bellezze. Seguiremo le vigne. Sì. Grazie mille. Grazie. Questo è veramente stupendo qua. Sì. Ce non è dall'Orient, bavesele innocentine e svintule le colline, d'un moment e rive al plan, e scorsizze petaviele, plovisine, vele, la montagne si serene, il soreli al va a dormì, salte fur le lune plene, ven legnot e muri il dì. E questa terra, bagnata dalla plovisine, racchiude in sé, da milioni di anni, tutti i segreti più fertili del confine orientale, da quando qui arrivava ancora il mare. L'area in cui ci troviamo si situa in un contesto geologico piuttosto ampio. È un'area che interessa geograficamente la fascia del Friuli orientale, che va più o meno dalla Valle del Torre, che attraversa le valli del Natisone, e la Valle dello Iudrio in cui ci troviamo e che termina nel settore occidentale della Repubblica Slovena. Qui affiora una formazione rocciosa che viene definita flysch. Il flysch fondamentalmente è costituito da un'alternanza ritmica di due tipi di rocce, la marna e l'arenaria. La marna è il prodotto litificato, quindi è diventata roccia, da un sedimento di tipo fine, un tipo argilloso, mentre l'arenaria è la roccia che si è prodotta da un sedimento invece di tipo sabbioso. Se noi potessimo in qualche modo fare una fotografia, tornando indietro, facendo uno sforzo, un lavoro di fantasia piuttosto importante, dovremmo pensare a questo territorio come di fatto ad un territorio
marino, pensando a quella che è la pianura alle nostre spalle, la pianura friulana, come una piattaforma carbonatica, cioè una zona di mare poco profondo, e questa zona qua invece è una zona di mare un po' più profondo, in cui questi sedimenti, in cui queste rocce si sono poi formate. Queste rocce poi hanno delle caratteristiche mineralogiche particolari, o hanno, diciamo così, una componente maggiore di tipo carbonatico o di tipo silicatico. E ovviamente la presenza di questi particolari minerali conferisce poi al territorio, al terreno, humus fertile, possiamo dire, per la coltivazione dell'ulivo e soprattutto delle viti. Le vigne sono ciò che di più bello la natura ci ha dato, e come gli antichi greci dicevano con il loro famoso Dioniso, è ciò che ci dà l'allegria, la libertà e la felicità di esprimere tante volte quello che magari non siamo capaci di dire quando siamo seri. Io sono Elisabetta. Sono un'insegnante, amo il vino e cammino. Mi piace camminare in mezzo alle vigne, un po' perché sono nata nelle vigne, un po' perché la mia passione è il vino, e per questo ho anche fatto il corso da sommelier e mi sono diplomata. Soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Coglio, che era un unico bel territorio grande e che era famoso fin dal tempo dei Romani, si è trovato a dividere il suo percorso. Un percorso che è rimasto con l'Italia, dove è diventato Coglio, e dal 1968 è anche DOC, e la parte invece che è rimasta sotto la Repubblica Federale Jugoslava. Dopo però la fine della Repubblica e quindi l'avvento della Slovenia, Coglio e Brda si sono riunite in un unico territorio che ha una meraviglia di vino che le accomuna, e questo è la Ribolla Gialla. La Ribolla Gialla che in questi ultimi anni è diventata anche spumante, con il metodo Martinotti, metodo antico che è stato inventato qui in Italia. Vedere queste vigne è veramente bello. È bello perché ti permette di vedere un territorio che cresce e si sviluppa nel tempo e che ha ancora una tradizione che si porta avanti da secoli. All'unità geologica e morfologica di questo territorio corrispondono due identità culturali, quella italiana e quella slovena, che nel secolo scorso sono state contrapposte, ma ora tornano a compenetrarsi. Permesso, buonasera. Dobar dan. Parlo solo italiano, scusatemi. Allora buonasera. Grazie. Avrei piacere, se si può, di prendere un aperitivo. Certo, come no? È capitata nel momento giusto. Prego, l'accompagno. Grazie. Allora, qua c'è già un signore che fa l'aperitivo. Buonasera. Se vuole unirsi a lui.
Sì, grazie. Si accomodi, Prego. prego. Grazie. È da tanto qua, lei mi aspetta? Guardi, 10 minuti. 10 minuti mi stavo godendo il panorama, Che sinceramente. cosa ha preso? Ah, un bianco. Potrei averlo anch'io? Certo, questo è il nostro uvaggio con un po' di ribolla, chardonnay, un po' di malvasia. Gradisce così? O Sì, un sì, bianco mi fermo? va bene. Va bene. Mi va bene. E poi volevo chiederle, quel castello che si vede laggiù, È il castello di Albana. Castello di Albana, che fa parte del comune di Prepotto. e quindi noi siamo Sul confine. in Slovenia, In Slovenia ma qua c'è lo Judreo che confina e dall'altra parte c'è la vallata di italiana. Prepotto. Sì. Direi che qui è un posto spettacolare, un posto proprio che pacifica, che... Io lo chiamo paradiso anche perché si ferma la strada, da qua non si continua, c'è solo i sentieri che Sì, continuano, sì, in sì. macchina non si Abbiamo continua. visto perché abbiamo fatto il sentiero, almeno io ho fatto il sentiero, sono venuta giù da quella zona dove c'è la lavanda. Sì, c'è il sentiero dell'Alpe Adria Trail, qua Sì, che passa. esatto. Sì. Lei è nata e cresciuta qui, questa era la vostra casa. Sì, questa è la casa del nostro nonno materno. Qua siamo nate noi, la mamma, e abitavamo qua fino al 76 in questa casa. Poi è arrivato il terremoto, abbiamo dovuto lasciare, aggiustare qualcos'altro e questa è rimasta la casa padronale vecchia, disabitata, che poi abbiamo deciso di ristrutturare. ristrutturare. Così, Eravate cominciato per bimbe. gioco e stiamo ancora giocando. Speriamo che continuiate a farlo. Sì, ci piace, ci piace. Vivendo sul confine ce ne sono tanti di aneddoti, anche come è nata Breg, che faceva sempre parte di Mernicco, comune di Dolegna del Coglio, fino al 47. Poi invece decidevano dove doveva Mhm. andare il confine o da una parte o dall'altra e il giorno in cui hanno spostato la pietra e praticamente era nel mezzo, così che si è ritrovata Breg far parte della Jugoslavia e l'altra parte, Mernicco, è rimasto in Italia. Da un giorno all'altro. Da un giorno all'altro. Mia mamma si ricorda perché aveva 7 anni, 8 in quel periodo. È con il Trattato di Parigi del 1947 che si decise la forma del confine tuttora esistente. Chi si trovò a vivere nella parte jugoslava del Collio, di punto in bianco non poté più passeggiare liberamente tra quelle stesse colline che un tempo avevano accolto chiunque le avesse abitate. Oggi, di quella pietra che aveva così rudemente segnato una separazione, non vi è più traccia. La cura del territorio e lo scambio costante tra Collio e Brda ha creato un continuum naturale e spontaneo e rigoglioso. Di questa cultura si nutre la terra e noi con essa. Questa è una classica frittata, è un piatto tipico del Coglio, del Brda, insomma, ma la frittata cambia sempre secondo la stagione e in questo caso ci sono le erbe e anche i fiori di lavanda. Le erbe si raccolgono un po' nell'orto, un po' nei campi. Ecco, Grazie, prego. Gradivate anche qualcosa da mangiare? ben volentieri. Certo. Sì. Vi prepariamo qualcosina, mettiamo nel cestino con il bere e seguite i 3 cuoricini e arrivate all'ulivetto e si passa oltre il campo di lavanda
dove stasera vedrete c'è anche la lezione di yoga. Ah, è interessante. Sì, se volete partecipare, Molto, perché no? molto volentieri, grazie signora. Grazie. Prego. Cin. Cina, salute. Eccoci, allora io vi ho Caspita. preparato il cestino Grazie. per il vostro picnic. Qua dentro c'è la frittata con la polenta, le bevande. E voi vi accomodate sotto gli ulivi e io vi saluto e vado a fare yoga. Ci vediamo nell'ulivetto. Buon Grazie divertimento, mille. ecco a voi. Grazie e buona seduta di yoga. Grazie, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Lasciandosi guidare dalle verdi gote della Ponca, dirigendosi ora verso ovest, ora verso est ad ogni bivio campestre, si perde l'orientamento, non sapendo più se dire buongiorno o doberdan, gustando solo i frutti genuini coltivati dalle genti del Collio Burda, i loro vini, i loro racconti e gli splendidi paesaggi. Ogni giorno si guariscono le ferite del passato, promettendo un futuro ricco di sapori e colori che rinfrescano la tradizione.